Buonasera. Buonasera, bentornati, bentrovati. Tipo da stadio questo stasera, ragazzi? Bene. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la 21esima edizione di Mille Voci. Ora, Riccardo, devo dire, guardandomi intorno, che noi abbiamo iniziato dalla prima puntata, il pubblico di Mille Voci qui in studio sta crescendo sempre di più, quindi oggi siamo veramente in buona compagnia di tantissimi amici, infatti, si è sparsa la voce. Il TG regionale oggi ha detto che c'è stato un problema al casello autostradale qui di Roma Est e presumo che sia stato appunto per questo. Perché c'era tanta gente che stava venendo a assistere. Grazie. Grazie perché siete qui con noi e anche oggi siamo in compagnia di tanti amici storici. Assolutamente sì, e quindi... E anche oggi iniziamo con uno degli amici storici di Mille Voci, Daniele Sinasce. Bello mio. Daniele, allora, il nostro compagno di viaggio in tutte le puntate di questa 21esima edizione di Mille Voci, lo diciamo tutte le volte, lui ha aperto 21 anni fa i giochi insieme a Gianni Turco, pionieri di questa trasmissione, di questa kermesse musicale. È arrivato al successo grazie alla sua voce, alla sua tecnica vocale e, vabbè, diciamolo, anche alla somiglianza con un cantante che gira in Italia e che fa gli spettacoli, insomma, quindi, si può anche dire che della tua passione ne hai fatto un'arte, voglio dire. Assolutamente, sì. Un'arte che poi è stata anche premiata a livello, insomma, televisivo su Rai 1, perché Daniele ha vinto Tali e Quali con Carlo Conti, quindi siamo felici di aver prodotto, aver lanciato Daniele. Ma guarda, io lo ringrazio sempre Gianni, perché Mille Voci è una scuola, non soltanto per me ma per tutti. E soprattutto è un modello di resistenza, perché questa musica italiana che spesso viene un pochino messa da parte, ma quella napoletana, quella romana, quella straniera, in particolar modo quella che ci piace a noi, diciamo, che viene messa un pochino da parte, e invece continuare a manifestarla, a portarla in giro, e da parte di Gianni e di tutti i componenti che poi compongono questa bella famiglia è una resistenza meravigliosa. No, ma quando hai detto resistenza mi è venuto da ridere, perché secondo me quello che resiste in assoluto più di tutti è Gianni Turco, che riesce a... il nostro... Io ogni anno, Gianni lo sa, no? Ogni anno che dico, vabbè, questa è l'ultima edizione e salutiamo il pubblico, e l'anno dopo, vabbè, ed è l'ultima edizione, salutiamo il pubblico, ma lui non molla e quindi siamo arrivati alla 21esima edizione, quindi la resistenza è quella del Turco. Come? È una splendida bugia, no? Sì, no, è bravissimo, lo diciamo tutti gli anni e invece, vedi, siamo ancora qua. Ebbene, ricominciamo questa puntata con Daniele Sinasce con un grande successo. Assolutamente, è una cosa di quelle proprio commoventissime, quindi adesso preparate la lacrimuccia, perché poi lui la canta anche proprio bene. Ragazzi, Daniele Sinasce in Cercami. Cercami come, quando e dove vuoi, cercami, è più facile che mai, cercami, non soltanto nel bisogno, tu cercami, con la volontà e l'impegno, reinventami. Se mi vuoi, allora cercami di più. Tornerò solo se ritorni tu. Sono stato invadente, eccessivo, lo so. Il pagliaccio di sempre, anche quello era amore, però questa vita ci ha puniti già, troppe quelle verità che ci sono rimaste dentro.
Oggi che fatica che si fa, com'è finta l'allegria, quanto amaro disincanto. Io sono qui, insultami, feriscimi, sono così, tu prendimi o cancellami. Adesso sì, tu mi dirai che uomo mai ti aspetti. Io mi berrò l'insicurezza che mi dai, l'anima mia farò tacere pure lei, se mai vivrò di questa clandestinità per sempre. Fidati che hanno un peso gli anni miei, fidati e sorprese non avrai. Sono quello che vedi, io pretese non ho. Se davvero mi credi, di cercarmi non smettere no. Questa vita ci ha puniti già, l'insoddisfazione qua ci ha raggiunti facilmente, così poco abili anche noi a non dubitare mai di una libertà indecente. Io sono qui, insultami, feriscimi, sono così, tu prendimi o cancellami. Adesso sai, senza un movente non vivrei. Comunque io resto qui, mettendo a rischio i giorni miei. Scomodo sì, perché non so tacere mai. Adesso sai, senza un movente non vivrei. Comunque cercami, cercami. Non smettere! Grazie! Che famiglia! Favoloso! Grazie! Grazie! Grazie a te, Grazie di cuore. Continuate a cercarmi e io sarò qui. Grazie. Daniele Sinascia a 1000 voci! Ma che meraviglia! Che commovente! inizio. Prendi... Grazie. Allora, continuiamo con un'altra cara amica che è venuta a trovarci anche in questa edizione di 1000 Voci, che ci sta tenendo compagnia in tutte quante le puntate di questa edizione e che viene da qui vicino, è la nostra cuginetta. Assolutamente sì, Cathy Varnà. Cathy, vieni qui vicino a noi. Cathy sempre elegantissima, veramente. Buonasera a sempre tutti. sorridente, buonasera, veramente hai questa luminosità che porti all'interno dei nostri studi, grazie. Vuoi dire qualcosa in francese? Non lo so, hai preparato cioè così? A Cathy? Non so. Una curiosità. Tipo? Avez-vous apprécié la cuisine romaine? Che place? Mi piace molto la cucina italiana. Oh, fantastico, vedi? Vedi? Ma préférée, c'est la carbonara. Ha Ecco, capito basta, tutto, capito. ragazzi, ha capito tutto. Altro che cucina francese, hai capito? Grazie, Cathy. Come in ogni esibizione di Cathy, io arrivo preparatissima grazie a Patrice Guerrucci, che è coautore delle canzoni che canta Cathy, appunto insieme a lei. Arrivo preparata perché mi prepara tutti i fogliettini con la traduzione della canzone, perché ormai tutto il pubblico di 1000 Voci conosce la mia facilità a parlare in francese. Adesso il titolo della canzone è? Qu'il en soit fait ainsi.
Vabbè, avete capito? La traduzione è che sia fatto così. Questa canzone è una canzone anche interessante perché parla della città di Gerusalemme. Pensa che originalità, del fatto che la città è questa città 3 volte santa, dove però regna l'odio fra fratelli e sorelle. Ora, in un periodo come questo, voglio dire, credo che sia una canzone anche molto attuale, no? Rispetto al periodo storico che stiamo vivendo, direi purtroppo. Mi piace molto l'altra frase che mi ha scritto Patrice, è: sul monte degli ulivi la parola di Dio discende dal cielo. Quindi devo dire un messaggio anche di speranza, no? All'interno di questa canzone che vogliamo, insomma, vogliamo la pace, quindi che dedichiamo proprio alla fraternità e alla pace nel mondo, perché ce n'è tanto bisogno. Quindi grazie Catì per aver scelto questo brano e portarlo e averlo portato anche qui a Mille Voci, perché ci dai una bella occasione anche, no? di parlare di pace. Grazie Catì Varnà. Ville 3 fois sainte, entre amour et crainte, pleurent les âmes persécutées. Le malheur sur les maisons est trop tombé. Le venin tombe en flocons, même en été. Sur le dôme du rocher, au mur des lamentations, qu'il en soit fait ainsi, que ce nouveau jour soit béni. Tous nos enfants nous sont revenus en vie. Et si j'ai de la peine, plantez tout au fond de mon cœur, c'est de voir la haine entre les frères et les sœurs. David, il y avait Jésus de Nazareth et aussi Mahomet. Sur le mont des Oliviers, sang a coulé. Au parfum d'éternité, couleur laurier. La parole de Dieu. Il descend des cieux. Qu'il en soit fait ainsi. Et si
bellissima vocalità, complimenti, grazie Cativa Arnà. Bellissima, veramente, con questa voce splendida che prende queste note così alte, piene. Veramente tantissimi complimenti Cati, anche bellissima la canzone. Io dico sempre, capisco la metà delle cose che canta, delle parole, però riesco a essere rapita dalla musica, da come lei canta, quindi è una cosa che secondo me è molto coinvolgente perché è una brava interprete. Bene, andiamo avanti. Riccardo, ti vedo attrezzato. Sì, ho preso in mano il coso del mestiere, come si dice? Un omaggio alla canzone degli anni 40, la canzone italiana degli anni 40. Sono 3 canzoni celebri di quegli anni, 40, 41, 42, quindi si tratta di piena seconda guerra mondiale, e si evince dal testo di queste canzoni la voglia di tornare a vivere, ad amare, ad amarsi. E quindi le canzoni sono in ordine: La strada nel bosco, Silenzioso Slow, meglio conosciuta come Abbassa la tua radio per favore, e Voglio vivere così. Bene. Che belle! Sono canzoni, sì, degli anni 40, che poi però di volta in volta sono state un po' rispolverate un po' da quel cantante o quell'altro, eccetera. Quindi sono arrivate fino a noi e ce l'abbiamo ancora, diciamo così, nell'orecchio. Le ascoltiamo nell'interpretazione di Riccardo Antonelli. Grazie. Il suo nome conosco, vuoi conoscerlo tu? Vieni, è la strada del cuore dove nasce l'amore che non muore mai. Laggiù tra gli alberi, intrecciato coi rami in fior, è un nido semplice come sogna il mio cuore. Vieni, c'è una strada nel bosco, il suo nome conosco, vuoi conoscerlo tu? Abbassa la tua radio per favore, se vuoi sentire i battiti del mio cuore, le cose belle che ti vorrei dire, tu sola, amore mio, dovrai sentire le mie parole tanto appassionate, son timide carezze profumate. Abbassa la tua radio per favore, perché io son geloso del tuo amore. Voglio vivere così, col sole in fronte, e felice canto
beatamente. Voglio vivere e godere l'aria del monte, perché quest'incanto non costa niente. Oggi amo ardentemente quel ruscello impertinente, menestrello dell'amore. La fiorita delle piante tiene in festa questo cuore, sai perché? Voglio vivere così, col sole in fronte, e felice canto, canto per te. Vai! La fiorita delle piante tiene in festa questo cuore, sai perché? Voglio vivere così, col sole in fronte, e felice canto, canto per te. Grazie, grazie, grazie. Grandissima interpretazione di Riccardo Antonelli. Ma grazie, Bravo, grazie, bravo, grazie, bravo. grazie. L'erede di Claudio Villa. Bene, io lo dico, la butto lì, poi tu dici sempre, tanto lo dici tu, lo dico io, lo dico io, l'erede di Claudio Villa. Bene, andiamo avanti dopo questa emozione e vi presentiamo un'altra grande emozione, perché vi presentiamo un'altra grande cantante. Lei è amica, sì, è inutile che fa i gesti dietro la telecamera, perché non vuole essere presentata in maniera troppo pomposa, ma io non posso non dire quanto sei brava, da quanti anni dura la tua carriera, lasciamo perdere l'età. Vabbè, signore, signori, Giovanna Nocetti! Vabbè, allora, sei splendida, veramente. Io ho avuto la fortuna di conoscere Giovanna tramite Gianni Turco, di conoscerla di persona, poi non posso dire l'età, però è vero che quando io ero piccolina... C'ho 80 anni. Ma capite, ma capite! Cioè, splendida! Li ho fatti proprio quest'anno e sono felice. Ecco, infatti, direi. assolutamente. Beh, soprattutto di essere in salute, perché Assolutamente. se manca quello siamo rovinati. Appunto. Ma il bello della cosa è che è attivissima, Lei in fa una un sacco di cose. maniera incredibile. Ogni anno ci tira fuori qualcosa di veramente di stupendo, omaggi a grandi della musica italiana, ma poi la sua produzione, quale Grazie. La Chicco Music. Chicco Allora, Music. proprio me l'hai elevato. Allora, questo è l'ultimo. No, vabbè. Ecco. Questo è un CD in una È chiavetta. stupenda. Quindi, allora, una macchina se la porta via. guardate lei è all'avanguardia. Allora, Turco, Assolutamente. guarda se riusciamo, ti faccio Aprirlo? vedere, perché adesso nelle macchine anche, no, non ci sono più neanche i lettori CD. Quindi la Giovanna che cosa ha fatto? Ha preso questa tessera, all'interno di questa tessera c'è questa chiavetta USB che adesso si apre in qualche modo, io non la voglio rompere, ma insomma qui c'è questa chiavetta, eccola qua, vedete, che si può aprire e inserire nel lettore in macchina per ascoltarlo a casa col computer, perché è vero che oggigiorno ormai i CD non si ci usano sono più. si scarica la Tranne se musica fai- dai social, Sì. dalle piattaforme, quindi. E lei è riuscita invece a creare questa cosa che secondo me è veramente, veramente No, è attuale. un'ideona attuale. E questo Però, è il tuo ultimo lavoro? Questo Ultimo lavoro. è l'ultimo lavoro, che Giovanna canta le canzoni di Don Bachi. E invece ti anticipo che noi abbiamo rinciso, che va parte del disco che uscirà il 1° gennaio per i 100 anni di Claudio Villa. Io ho inciso delle canzoni e
una delle canzoni che io ho scritto per Claudio Villa, che è secondo me una romanza bellissima, la cantiamo insieme, io e lui. Oh, vedi che Quindi belle 100 Il anni. il primo duetto dopo 17 anni che ci sì, conosciamo, bellissimo. riusciamo a fare un duetto, stupendo. Bene, complimenti. Grazie. Oggi invece Giovanna ci presenti una delle canzoni famosissime questa. di Don Bachi, che è all'interno di questa Di questa nuova, canzone. di questo CD, e che è quello che forse, vabbè, ce ne L'immensità. sono tante, però questa l'ha reso veramente molto molto famoso e la sentiamo nella versione di Giovanna Nocetti. Grazie. L'immensità a 1000 voci, Perché avete- Giovanna Nocetti. Questa dopo te la ridò nella prossima trasmissione, te ne do un'altra. No, è quel mazzo di fiori che se lo portano dietro. Va bene. Grazie. Giovanna Nocetti. Grazie. Io sono sicuro che per ogni goccia che cadrà, un nuovo fiore nascerà. E su quel fiore una farfalla volerà. Io sono sicuro che in questa grande immensità qualcuno pensa un poco a me e non mi scorderà. Sì, io lo so, tutta la vita sempre solo non sarò. Un giorno troverò un po' d'amore anche per me che sono un'unità. Nella più grande immensità del suo cielo. Stupenda Giovanna Nocetti in questa interpretazione dell'immensità di Don Bachi. Vi ricordo è contenuta nella sua nuova opera, nel suo nuovo disco che è Giovanna canta a Don Bachi, che trovate su tutte le piattaforme, di cui lei è anche produttrice, quindi complimenti Giovanna. Grazie. E la convinceremo a tornare a trovarci in un'altra delle puntate di questa edizione di Mille Certo, però Assolutamente voglio sì. dirvi che c'è con noi il giornalista Alessandro Paolaschiavi che sta facendo un servizio, perché in ottobre uscirà un bel servizio su 1000 voci. Grazie. Il mio giornale, c'è anche il Grazie giornale. Alessandro. Grazie Giovanna. Riccardo, stavo notando che non a caso la cantante che segue in qualche modo è anche legata
alla storia di Giovanna per il brano che ha scelto di cantare. Sì. Perché noi abbiamo il piacere di ospitare una cantante che è già stata in altre edizioni di Mille Voci insieme a noi, che è Irina Rozzarena. Vieni Irina, benvenuta. Grazie di essere tornata a trovarci anche in questa edizione di Mille Voci, e facevo questo collegamento con la canzone che è collegata un po' a Giovanna, perché è una canzone di Paolo Limiti, quella che lei canterà adesso. Sì. E Giovanna è stata per anni e anni e anni con Paolo Limiti in televisione, in una Posso bella dire trasmissione. qualcosa? Io quando sono arrivata in Italia nel 96, io ho imparato tutte queste canzoni guardando la trasmissione di Paolo Limiti. Sì, guardando Giovanna in televisione. Sì, Grazie Irina. E quindi la canzone è... Sì, la voce nel silenzio, però la cosa bella è che io canto sempre cose che mi commuovono, perché per me questa canzone c'ha un... come dirti, le parole hanno un significato per me molto importante, perché veramente vorrei sentire quelle voci nel silenzio, quelle voci che non ci sono più, quelle che stanno là sopra e che ci ascoltano, ci vedono e ci proteggono. Pertanto credo che un po' di commozione ci sarà nel momento che la canterò, però tu lo sai che io sono un po' la cubana che si commuove facilmente. E diciamo noi così. ci commuoveremo con te. Grazie. Irina Assolutamente Rozzarena. sì. La voce del silenzio. Volevo stare un po' da sola per pensare, tu lo sai. Ed ho sentito una voce nel silenzio dentro me. E tornan vive troppe cose che credevo morti ormai. E che io tanto amato dal mare del silenzio ritorna come un'ombra nei miei occhi. E quello che mi manca dal mare del silenzio mi manca assai, molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. E io ti sento amore, ti sento nel mio cuore. Stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai, che non avevi perso mai, che non avevi perso mai. E quello che mi manca nel mare del silenzio mi manca assai, molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. E io ti sento amore, ti sento nel mio cuore. Stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai, che non avevi perso mai, che non avevi perso mai. Brava. Complimenti, complimenti Irina, veramente. Complimenti.
Grazie Irina per questa emozione, grazie mille. Prendiamo un attimo sì, hai ragione. di respiro, perché Sì. qui ci sono tutti che si asciugano un po' la lacrimuccia È sotto una gli canzone occhi, me particolare, compresa. indubbiamente, poi l'interpretazione Complimenti, è bravissima. stupenda e che dire. Allora, andiamo avanti con... Un altro gradito ritorno Sì. qui a Mille Voci in questa 21esima edizione, Mimmo Cavallo. Ci stiamo organizzando perché Mimmo che partecipa, allora abbiamo bisogno di organizzarci un po' lo studio, quindi mentre io chiacchiero con Mimmo mi serve un microfono, prendo quello di Irina, grazie. Allora, microfono giallo, io parlo con Mimmo e intanto attrezziamo, perché Mimmo, io in tutti questi anni che ci siamo incontrati qui a Mille Voci, ogni anno arriva con una sorpresa, con un musicista, con un chitarrista, un anno con la pianista, quindi ogni volta dei bei video, ho visto anche l'altra volta nuovi, insomma, quindi sempre in attività, diciamo, e sempre accompagnato. Quindi adesso abbiamo con te in questa esibizione... È un grande percussionista, batterista, Francesco. Quindi Gianfranco Bozza. Gianfranco Bozza, quindi grazie. Questa è la di dimostrazione essere che mi seguono da ti seguono da tanto tempo. Gianfranco Armando poi Serafini. Buonasera. Buonasera, grazie Armando Serafini alla chitarra, anche tu suoni la chitarra. Il balletto, prego, voi Ecco dovete qui sapere, l'asta. chi ci segue avrà capito che questa edizione è l'edizione nella quale Riccardo Antonelli ha imparato a fare un po' di tutto, oltre cantare, sì, ma presentare, certo. Non si sa mai, portare sai, nella l'asta, vita può nella servire vita- tutto, Bravissimo. può servire tutto nella vita. Anche un'asta che adesso troviamo il modo di tenerla ferma. Vedi un po'. Abbiamo... Aspetta, se facciamo così forse è meglio, No. Vai, decidi l'altezza. Ma è capacità di problem solving, si dice dalle mie parti, nella mia professione. Bene, allora Mimmo, il brano di oggi con cui ci accompagni. Di oggi si chiama La civiltà del cotone, perché dopo il carbone il cotone è l'emblema del capitalismo. È stato, diciamo, la parola che racchiude tutto è in inglese, io non la so dire. Commodity, commodity. Sarebbe la merce, le merci. Le merci hanno creato il capitalismo e tutto si è diffuso subito dopo il carbone proprio col cotone. Molti non sanno sta cosa, io l'ho letta e te la dico. Ma guarda, io rimango sempre affascinata dai temi delle tue canzoni. E io ci ho riesci scritto una canzone proprio perché quando è subentrato l'industrializzazione, diciamo, si sono persi certi valori. E questa cosa qua ti ha colpito e ti ha ispirato in questa canzone. La civiltà del cotone. Mimmo Cavallo. Dietro la porta tua sto e sto male, con una forte isteria occidentale, ma non ho niente da dire, cerco qualcosa da fare, mangiare, mangiare. E mi sento un po' giù, umore nero, sotto un cielo di bimbe e computer, prigioniero. Non voglio andare allo street per capirci qualcosa, resto nella mia stanza. La civiltà del cotone. Che avanza, che avanza. Un'ora passa così e c'è un silenzio di tarme. Stanotte il cuore non dorme. Dietro la porta tua sto qui di fronte. La civiltà è una vernice trasparente e ha voglia di nuove terre, ha nostalgia di te. Dimmi onde di guerra e disimpegno, teniamo alto lo sguardo. Noi siamo nazisti in ritardo. E dove sei, dimmi, non ti fermare, picchia forte sulle porte, fatti sentire, ti ho cercato dentro le campane.
Dietro la porta tua sto e sto male, con una forte sterile naturale. Cresce il tasso delle bandiere, meglio mungere la vacca malgrado il suo odore. Mangiare, mangiare, come pulire gli ottoni, i pavimenti, un'incursione alla pals chiarisce i denti. Potrai fiore in giardino, non sopportare i vicini, mi rendo conto che spingo un microcosmo casalingo. Quante cartucce dispone un mondo a ripetizione. E dove sei, dimmi, non ti fermare, picchia forte sulle porte, fatti sentire, ti ho cercato dentro le campagne, sulle strade che conosco, le strade che conosco, le mani vuote e non ho visto. Mimmo Cavallo a 1000 voci. Grazie Mimmo per essere stato con Grazie, noi. ragazzi, grazie. Anche in questo caso cercheremo di organizzarci per far tornare Mimmo a trovarci nel corso Ma di certo questa che sì, edizione. ma ci perché qui, mancherebbe, lo facciamo quando poi subito. ci incontriamo con questi amici dobbiamo sfruttare l'occasione per metterci d'accordo per le prossime puntate. Posso portare Poi nel frattempo io vado avanti, grazie Riccardo, e presento la mia carissima amica Lorenza Bettarelli. Lorenza poi oggi ha osato con questo colore, no? Queste paillette, bella, sei splendida. E lei osa Ma anche tu non scherzi, Grazie, mi piace gentile. molto Noi ci facciamo i complimenti a vicenda questo dal tuo look. camerino che abbiamo Ma vedo che cominciato. adesso non vi nascondete più, No, ormai no. c'è la mia amica di qua, di là. sì, così. Cosa La ci canzone. canti? La mente torna. Beh, tu osi in tutto, hai usato nella mise e adesso anche col brano. Brava, complimenti. Quindi una Ci bellissima. proviamo, no, sempre, ci riesci ci proviamo. anche, ci riesci sempre. Lorenza Bettarelli. Grazie. La mente torna. La mente va dove va, chissà. Mi sento donna così come mai. Fuori c'è un mondo che ormai mi aspetta, io lo so. Io voglio vivere anche per me, scoprire quel che c'è. Io voglio, apro già la porta ma arrivi tu, la mente torna, il cuore mio quasi si ferma e intorno a me lo spazio immenso che persino io non ho più senso. Arrivi
Tu mi saluti, ti siedi e poi apri il giornale e non guardi più me. Mi lasci sola così perché io volo senza te. Io voglio vivere anche per me, scoprire quel che c'è. Io voglio, sono già decisa, ma mi parli tu, la mente torna, il cuore mio quasi si ferma e intorno a me lo spazio immenso che persino io non ho più senso. Mi parli tu, il mondo acceso, quello che era mio, tu l'hai già preso, non ci son più per me esitazioni, ti chiedo solo se mi perdoni. Grazie a Gianni Turco che mi ha voluto qui anche quest'anno. Stupenda Lorenza, grazie. Lorenza. Grazie a Lorenza Bettarelli. Prego. Grazie. Vabbè Ricca, dall'amichetta mia all'amichetto tuo. Dai, adesso Allora, vai. hai ragione. Dunque abbiamo avuto il piacere così di dare battesimo musicale qui a Mille Voci a Mario Vettese. Buonasera a tutti. Ben Grazie. trovato Mario, Grazie. bentornato, ben Grazie. arrivato in questa edizione di Mille Voci. Abbiamo già avuto il modo di ascoltarti, di ascoltare questa tua bella voce che si adatta alla musica, alle grandi canzoni della musica leggera italiana. Che cosa però canti oggi? Amami. Oddio, sto ragazzo ha capito tutto, perché ogni volta che deve dire il titolo di una canzone che mi guarda e dice questo titolo in maniera così è diventato anche amichetto mio, Ricca. Ma meno male che l'ha detta a te sta cosa, Hai capisci? capito? Amami, Mario Vettese. Vettese. Mi viene voglia adesso di parlare, un po' ci credo, un po' tanto per fare, insieme noi due si può provare, cadere come due foglie libere e leggere, come aquiloni pazzi verso il mare. Se vuoi di più, se lo vuoi fare tu, volare come due uccelli contro l'uragano, come velieri persi da lontano, senza paura, dandoci la mano. Amami,
perché sei vera, perché tu sei qua. Non voglio un sogno, voglio la realtà. Rischiare, proteggerti da me, potrei sbagliare. Studiarmi un po' di più per migliorare. Morire un po', poi nascere con te. Comme une parenthèse, une pause, une trêve, un vide où je me noie. Comme l'amour en rêve, sans interdit, sans règle, ne plus penser qu'à ça. Et comme un sacrilège, assouvir le cortège de mes désirs de toi. Et j'arrête le temps, respire à contre-temps, ne respire presque pas. Aime-moi. Je passe le chemin de la bouche et des mains, je te dessine la voie. Aime-moi. Et c'est moi qui décide, qui t'emmène et te guide et dispose de toi. Aime-moi. Te manger comme une pomme, qu'on croque et abandonne, te vendre comme un homme. Aime-moi. Je connais la manière et comment il faut faire pour trouver la lumière. Grazie. No, vieni Mario, vieni che c'è. Prenditi l'applauso del nostro pubblico qui, ma poi c'è Catì che faceva bravo perché ha cantato benissimo in francese, vedi? Poi lei la conosceva questa canzone? La conosceva, infatti la cantava. Aspetta che Turco, scusami, facciamo dire Catì, è una canzone. La canzone scritta da un italiano? Sì, e belgio italiano. Ah, ok, che Claude Barzotti. Ah, vedi? Catì la conosceva e infatti la canticchiava insieme a te. Brava, grazie in pratica, Mario. Questa era una versione francese, però io poi ho fatto un pezzettino in italiano e un pezzetto in francese. Bella, molto apprezzata. Grazie Grazie. Mario Vettese. Lasciami il microfono. Allora, insieme, a chi tocca? No, meglio, potete fare di più. A chi tocca? Oh, Oh. bene, questo è il jingle di questa edizione. A chi tocca? Allora, la tua canzone ci tuffi a un festival di Sanremo del 1983, la canzone che vinse quel festival, sarà quel quel che, che sarà. Di una giovane Tiziana Rivale che così in maniera del Improvvisa tutto, anche perché non era previsto, insomma, alla fine è stata vinse una appunto sorpresa di quell'anno. quell'edizione, e la canzone però insomma è rimasta fino adesso ai giorni nostri. Adesso siamo contentissimi di ascoltarla da te. Grazie. Vai Daphne. Se un giorno il mondo intero cadesse giù, mi salverei se solo ci fossi tu. C'è la terra, il mare, c'è anche quello che non c'è. So che tu lo inventeresti per me. Se anche l'acqua poi andasse all'insù, ci crederei perché ci credi anche tu. Una storia siamo noi, con i miei problemi e i tuoi, che risolveremo e poi sarà quel che sarà, del nostro amore che sarà. Quel che dà e quel che avanza per domani.
Ma non c'erano dubbi. Grazie. È una canzone con cui sono cresciuta da quando ero piccolina, mi è sempre piaciuta. Devo dire, faccio anche qui un piccolo ricordo. Abbiamo chiuso, se non ricordo se l'anno scorso o 2 edizioni fa, un'edizione di Mille Voci e io cantavo questa canzone, dico vabbè Turco chiudiamo e diciamo sarà quel che sarà. E infatti siamo ancora qua, ecco com'è andata a finire. Bene. Andiamo avanti. Andiamo avanti con Nunzio Milo. Nunzio ci accompagna nel corso di tutta questa 21esima edizione di Mille Voci. Vi ricordo che tutte le edizioni di Mille Voci, tutte le esibizioni dei vari artisti che si sono avvicendati nel corso di questi 21 anni di Mille Voci potete trovarli sul canale YouTube di Mille Voci. Ci sono sia tutte le puntate per intero del programma e ci sono anche le esibizioni singole divise per canzoni. In più troverete anche il Mille Voci Story, che è un lavoro che ha fatto Gianni Turco mettendo insieme varie esibizioni di tutti i più bravi artisti e gli amici che ci hanno accompagnato nel corso di tutti questi 21 anni. Quindi trovate tutto sul canale YouTube di Mille Voci. Faccio un attimo l'altra pubblicità, che è quella: se volete partecipare a Mille Voci scrivete a info@millevoci.it, penso che sia questo l'indirizzo, mi pare. Turco, correggimi se sbaglio. E trovate no, ti pareva? Di Millevoci gmail.com. info.millevoci@gmail.com e il Turco poi ve lo farà apparire comunque in sovraimpressione, così meglio. potete scriverci se volete prendere parte al nostro programma. Vai Nunzio, la canzone di oggi. Usurdato innamorato. Vabbè, allora così, la spari lì. Aspetta un attimo. E manca l'asta. È un secondo. Ecco, vedi, il nostro Riccardo Antonelli, che appunto quest'anno È il nostro Deus ex machina. bravissimo. Ecco qua, allora cantiamo Adesso- insieme a Nunzio, lo accompagniamo in questa esibizione, noi qui e anche voi da casa. Adesso puoi fare Usurdato innamorato. Nunzio Milo! Stai lontana da sto cuore e a te volo pensiero, niente voglia, niente spera che tenerti sempre a fianco a me. Sii sicura che sta amore come sono sicura te. Sarrai con me. Quando notte non ti vega, non ti senti in sti braccia, non ti passa che sta faccia, non ti stregna forte in braccia a me. Ma scedanna mi dà sto suono, mi fa chiagnere per te. Oi vita mia, oi cora e chi sto cora, si stata o prima amore, io prima e l'urda ma sarrai con me. Sempre stai contenta, io non penso che a te sola, non pensiero mi consola, che tu pensa solamente a me. Ah, più belle, tutte belle, non è mai più belle te.
sarai per me. Oi vita mia, oi cara e chi stu cara, si stata o prima amore, io prima e l'urda ma sarai per me. Ma che sorpresa! Ma che sorpresa! Ma per te pure per noi! Cioè, non ri- mi sto No, scompisciando vabbè, dalle risate. vabbè, è Ma che incredibile. anno era? È stato nel Turco, che anno 2020, era? 2020. No, è stato prima, molto prima. Forse Era- il 2019, 18, 19. Era il 2000. Erano le voci napoletane 2017. 17. Pensate, cavoli. 2017 addirittura. 8 anni cioè, fa, veramente ragazzi. incredibile. Come passa il Ma che emozione, Gianni! Voi non so se avete avuto modo anche da casa di rendervi conto di quello che succedeva, ma dietro, qui nel video, c'era questo video che accompagnava Nunzio, perché lui ha presentato 1000 voci napoletane insieme a Grazia Guerra. E c'eravamo noi secoli fa, io che mi veniva solo da ridere a guardarci come eravamo troppi anni fa, però insomma molto devo bella, dire, anche perché bella sorpresa. devo dire una cosa veloce. Mentre stavo cantando vedevo tutti gli ospiti del pubblico Che non te si filavano proprio. mi si filavano e guardavano tutti dietro. Ho detto talmente che sto cantando male che non mi degnano di sguardo. No, non era Mi sono leggermente spostato dal baricentro dello studio e ho notato che scorrevano le immagini dietro. Era Grazie troppo- Gianni, grazie. Bravissimo Nunzio, grazie. No, guarda, Ciao, grazie Grazie, Nunzio. Nunzio. Ma Gianni, questa è stata veramente una chicca. Ho le lacrime guardando quelle immagini. Beh, insomma, che bei ricordi però, abbiamo vissuto delle bellissime Assolutamente. esperienze. Riccardo ed io abbiamo anche presentato 1000 voci romane, che mi sembra proprio in quell'anno, insomma, se non quell'anno, l'anno dopo, forse 2018. 19, Vabbè, Riccardo. lo stesso anno forse? Sì, mi sa di sì. Beh, comunque, bei ricordi. Adesso, proprio per riprenderci da questi ricordi, abbiamo bisogno di un attimo di pausa Sì. per organizzare lo studio. E Quindi anch'io devo anche tu portare devi- l'asta dietro e quindi Linea al Turco, pensaci tu. Grazie a Gianni Turco per averci ridato la linea. Se la voleva tenere lui per un pochino, vabbè. Ce l'ha ha giocato ridata. un po', ce l'ha ridata, fortunatamente. Siamo in buona compagnia, in piacevolissima compagnia. Sono tornati a trovarci i Seven Hills. Maestro, prego. Ciao, ben trovati. Gianluca Buratti, il direttore di questo coro che racchiude tante vocalità. E si chiamano Seven Hills come i 7 colli perché vengono da varie zone Raccogliamo di da Roma. tutta la città e anche qualcuno da fuori. Da fuori, Sì, loro sì. fanno Ma tantissimi. il permesso per entrare in città? C'ha Scusa, permesso, tanto- c'ha ok, permesso, come no. Loro fanno tantissimi concerti con il loro core gospel, hanno fatto anche un musical, quindi si danno tanto da fare. E so che avete anche prodotto e inciso. Finalmente siamo riusciti dopo qualche anno a tornare in sala e abbiamo inciso Joyful Praise, Ecco che qui. ti omaggio. Voglio ben vedere. E Eccolo quindi tutti i brani che eseguiremo in questa edizione sono contenuti in questo CD. Solo che dobbiamo prendere tutti spunto dalla Nocetti e cominciare a passare dai CD alle porte USB, alle pennette USB. Io questa cosa E questo adesso ce l'abbiamo diventerà. già in programma, Mettiamolo in perché- programma, sì, perché tutti poi noi artisti dobbiamo fare così adesso. Prossimamente faremo così, Bene. però questo è reperibile su tutte le piattaforme digitali, quindi Perfetto, questo lo tengo io, così assolutamente è un sì. gentile Buon omaggio ascolto. spontaneo. Magari viene fuori qualche collaborazione, Ma perché qualche no? cosa da fare insieme. È un po' che lo È diciamo. un po' che lo diciamo, prima o poi lo dovremmo Dobbiamo fare farlo, davvero. assolutamente Ok, sì. allora la canzone, il brano di oggi? Allora, questo è un brano che ho scritto io quando eravamo tutti tappati in casa forzatamente. Il titolo è Let the Holy Spirit. Continua con Shower Over Me, è un'invocazione per lo Spirito Santo. Shower è sì. doccia, quindi che lo Spirito Santo Ci lavi, scenda in su, qualche modo scenda esattamente. su di noi, Sì. proprio bene. Proprio così. Che bellissima richiesta, bellissimo, sicuramente anche un bel brano. Se lo hai scritto poi in quel periodo, sicuramente è un brano illuminato, perché insomma ne abbiamo viste veramente Speriamo. di difficili. Speriamo. Bene, grazie a Gianluca Buratti e ai Seven Hills. Grazie a voi.
people, let the Holy Spirit in. Come on. Shower over me. Let the Holy Spirit shower. Let the Holy Spirit shower. Yeah, there's a bounty in store for me. Come on, one more time. Let the Holy Spirit shower over me. Let the Holy Spirit shower. Let the Holy Spirit shower. There's a bounty, yes, in store for me. In times of trials and confusion, shower over me. In temptation and fragility, shower over me. In the fight against the villain sin, shower over me. Spirit, shower over me. Come on, let the Holy Spirit shower over me. Let the Holy Spirit shower over me. Yes, shower over me. There's a bounty, yes, in store for me. From every kind of violence and fake news spreaders and thought manipulation. Oh, your spirit shower over me, yeah. In the decision to remain in you. Looking for through good and joy. I want to sing your glory and praise your name every day. Oh, let the Holy Spirit, let the Holy Spirit shower over me. Let the Holy Spirit shower. Yeah, there's a bounty. Yes, he saw for me. Come on. I give you honor and all my praise. Healer, Savior, and I can do without. I know you are watching over me. May your Holy Spirit in. Yeah. Shower. Let the Holy Spirit shower. Let the Holy Spirit shower over me. Yes, it's store for me. One more time. Let the Holy Spirit shower over me. Let the Holy Spirit shower. Let the Holy Spirit shower. Oh, there's a bounty. Yes, it's store for me. Yes, there's a bounty. Yes, it's store for me. Yeah. Let the Holy Spirit in. Hallelujah, brothers. Let the Holy Spirit in. Grazie. Bravissimi, un brano bellissimo, complimenti Gianluca. Spiritoso. Ci fate per favore un passettino indietro, così invitiamo E voi, qui vicino amici, a noi venite qui con Mimmo noi. Cavallo, Mario Vettese, Rina Rozzarena, Nunzio Milo, Daniele Prego. Sinasce, Cativarnà, Lorenza Bettarelli e Giovanna Nocetti, per chiudere insieme, tutti insieme, gli artisti che sono stati con noi in questa puntata di Mille Voci, questo momento. Ringraziamo di cuore tutti quelli che ci hanno accompagnato, speriamo di avere occasione di rivederci in qualche altra puntata di questa 21esima edizione. Riccardo Antonelli, Daphne Barillaro, sigla! Suonano potenti come mille baci quando senti dentro quella voglia che non muore mai, ti fa compagnia se ci credi.
Alla prossima puntata!